Io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso di non bucate sull'asfalto, e non si muove per le commemorazioni di Così il boss Matteo Messina Denaro, dopo il 23 maggio, giorno delle commemorazioni della strage mafiosa di Capaci, costata la vita al giudice Giovanni Falcone, esprimeva in una chat con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica il suo fastidio perché a causa delle celebrazioni era rimasto bloccato nel traffico. Sentite questa, anche se io parlo a plurale, comunque, ma Sabrina non è che sappiamo dov'è, non lo so, o dorme ancora, o chissà quel che fa, comunque questa telefono ne prende stamattina. E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia. Porco mondo, imprecava nel messaggio registrato e concludeva: qui mi sono rotto i di brutto. Messina Denaro non avrebbe rilevato alle donne la sua vera identità, raccontava loro della sua malattia e si confidava: mi sento abbandonato come un randaggino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzanghera durante questa notte di Natale. Tutto questo per me è lo squallido e avrei bisogno di affetto, ma è giusto elemosinare affetto, diceva in chat. In uno dei messaggi il boss aveva anche raccontato di essere stato un imprenditore, di essere divorziato, e riferisce di un desiderio espresso dalla madre. C'è Anna, sarebbe la ragazza che sta assieme a mia madre. Ieri sera ha trovato un foglio scritto di pugno di mia madre, si rivolge a me dicendo: quando sarò morta al suo funerale, ma chi lo dice che io muoio dopo di lei? Lei non lo so, ma questo lo so io, commenta. Vuole la banda musicale che deve suonare un unico motivo, la marcia del Kaiser, quella che fanno a Vienna per il Capodanno. Quindi ora vuole sta cosa, allora si deve fare perché la volontà delle persone si mantengono. Porco mondo. C'è Anna. Anna sarebbe la ragazza, la donna che sta assieme a mia madre, e ieri sera mi cerca, ha trovato un foglio scritto di mia madre, di pugno di mia madre, però non c'è messa la data quando l'ha scritta. Mia madre non c'è con la testa, quindi comunque non c'è messa questa data, e scriveva un sacco di cose, però cose sensate. Cioè vuol dire che quando ha scritto questo foglio di carta era lucida. Comunque il punto è che ad un tratto, alla fine, si rivolge a me dicendomi che quando sarà morta al suo funerale ma che lo dice che io muoio dopo di lei non lo so questo, ma lo so io. Quando sarà morta al suo funerale vuole dietro il suo funerale la banda musicale che deve suonare sempre un unico motivo, la Jadesque March o la marcia del Kaiser, quella che fanno a Vienna per il Capodanno, quella finale, quella con il bazzo delle mani e tutte queste cose. E quindi ora vuole sta cosa, e quindi si deve fare perché le volontà delle persone si mantengono. Comunque, io ho voluto informare così, tanto magari vi fate una risata. Mia madre era così, un tipo estrosa, diciamo, nei suoi modi di fare. Magari ho preso pure un po' da lei, non lo so. Comunque, qua mi sono rotti i coglioni di brutto. Ciao ciao, al momento.